Ciao a tutti, bentornati nel mio canale Le ricette di Franci74. Oggi prepariamo insieme patate a salsiccia. Prepariamo un contorno davvero classico cagliaritano a salsiccia nera. Cosa vuol dire a salsiccia nera? Praticamente è il modo di cucinare in padella con l'aglio e il prezzemolo una pietanza. Solitamente noi cuciniamo sia i pesci, per esempio molluschi, crostacei in verde, ma anche le verdure, in questo caso le patate. Un piatto abbastanza antico, semplice, povero, però veramente molto gustoso e molto buono. Ora vi faccio vedere gli ingredienti e cosa ci serve per prepararlo. Ecco i nostri ingredienti: ci occorrono 800 g di patate, 2 spicchi d'aglio, un ciuffetto di prezzemolo, della cipolla, sale, olio extravergine d'oliva, pepe nero e un po' di brodo. Allora, come prima cosa peliamo le patate, quindi togliamo la buccia. Una volta che ho tolto la buccia possiamo tagliare a dadini le nostre patate. Quindi la grandezza la potete decidere voi, io ho fatto una grandezza di questo tipo. Tagliamo tutte le patate. Tagliate a dadini quindi tutte le patate. Ora pensiamo all'aglio che dunque ho deciso di tagliare, di tritarne uno e l'altro lo lascerò intero per poi toglierlo, perché secondo me, cioè per i miei gusti sarebbe troppo forte il sapore dell'aglio, però poi potete ovviamente voi decidere se tritarli tutti e due o addirittura metterne anche qualcosa in più. Ho messo lo spicchio d'aglio in una ciotolina, nel frattempo vado a tritare anche il prezzemolo. Tritato aglio e prezzemolo, tritiamo anche un po' di cipolla. Ok, una volta tritata anche la cipolla possiamo andare ai fornelli e iniziare a fare la nostra buonissima ricetta. Allora, eccoci ai fornelli, prendiamo una padella abbastanza capiente da contenere le nostre patate, mettiamo 6-7 cucchiai di olio in una padella che è circa 30 cm, mettiamo subito le nostre cipolle. Quindi le lasciamo rosolare dolcemente, non preoccupiamoci se c'è anche del prezzemolo perché tanto fra un po' metteremo anche quello a rosolare. Se volete omettere la cipolla lo potete fare tranquillamente, se non vi piace non la mettete. La cosa importante sono l'aglio e il prezzemolo. Passiamo un po' la fiamma, aggiungiamo l'aglio, stiamo attenti a non farlo bruciare, aggiungiamo anche i pezzi interi che poi se vogliamo togliere li possiamo anche togliere. Facciamo rosolare dolcemente, stando sempre attenti. Ok, ora possiamo unire un po' di prezzemolo senza farlo bruciare anche questo, mi raccomando. 5 minuti basteranno per fare questa operazione. Ok, adesso possiamo prendere le nostre patate e mettere direttamente in padella.
Solleviamo la fiamma a questo punto e aggiungiamo un altro po' di prezzemolo, proprio perché la cottura deve essere in verde. Le facciamo rosolare 4 o 5 minuti. Nel frattempo che rotolano le nostre patate mettiamo anche il sale, ok, e anche un po' di pepe nero. Se non gradite il pepe non mettetelo. Dopo 5 minuti che le nostre patate saranno ben rotolate, aggiungiamo 1 o 2 mestoli di brodo. Allora, il brodo sceglietelo voi, meglio se è vegetale, ma se anche di carne va bene lo stesso. Ok, io ne aggiungo un altro mestolino. E lascio cuocere circa 10 minuti, dopodiché andrò a controllare con una forchetta se le patate sono pronte. Se dopo 5-6 minuti vogliamo andare a controllarle, vediamo che sono asciutte, che stanno diventando troppo asciutte, possiamo aggiungere un altro po' di brodo. Patate a schiscionera pronte, le ho lasciate nella padella, mettiamo un altro po' di prezzemolo. Ecco qua, piatto classico, tipico, cagliaritano, buonissimo come contorno, ma possiamo ai tempi d'oggi mangiarlo anche come primo, perché i carboidrati si possono mangiare anche al posto del primo, accompagnato a della carne o anche al pesce. È veramente delizioso, un piatto semplice, veloce ed economico. Ok, vi voglio far vedere come risulta. Vedete, io ho lasciato un po' questo sughino. Ne mettiamo un cucchiaio qua in questo piattino per fare la mia classica prova assaggio. Vedete, sono tenere. E come direbbero a Cagliari, stravanarasa. Se vi è piaciuta questa magnifica ricetta tradizionale sarda, fate un bel like e se non l'avete ancora fatto, mi raccomando, iscrivetevi e attivate anche la campanella di notifica, così non vi perdete nessun video. Venite a trovarmi sui miei social, che sono Facebook, Instagram e Twitter. Non dimenticatevi anche il mio sito internet, dove trovate tutte le mie ricette migliori scritte, che potete consultare con molta tranquillità. Quindi anche il mio sito internet. E mi raccomando, non perdetevi la prossima ricetta. Vi aspetto. Ciao!